Juventus è sempre più vicina a Matthijs de Ligt. Pavel Nedved e Fabio Paratici si preparano a sferrare l'assalto decisivo per portare a Torino il giovane difensore dell'Ajax. I lancieri vorrebbero guadagnare circa 75 milioni dalla cessione del loro gioiello, ma l'intesa potrebbe arrivare per una cifra tra i 65 e i 67 milioni. Per quanto riguarda l'ingaggio del giocatore, l'agente Raiola è partito chiedendo 12 milioni a stagioni, che renderebbero De Ligt il secondo giocatore più pagato in rosa dopo Cristiano Ronaldo. L'idea della Juventus è di offrire un fisso da 7,5 milioni più bonus legati al rendimento, ma decisamente facili da raggiungere. Infine, i bianconeri intendono mettersi al riparo, inserendo nel contratto una clausola rescissoria da 150 milioni a salire negli anni. L'arrivo di Antonio Conte all'Inter ha fatto subito effetto. La società nerazzurra comunica infatti il sold out per quanto riguarda la vendita degli abbonamenti. Sono esaurite tutte le disponibilità di abbonamenti per la stagione 2019-2020, avendo raggiunto il limite massimo fissato dalla società, scrive l'Inter sul proprio sito. Tutti i posti disponibili per le gare casalinghe dell'Inter al Meazza sono andati a ruba sin dal primo giorno di apertura alla vendita libera. Anche la fase dedicata alle conferme delle tessere della scorsa stagione si era conclusa con un record di abbonamenti rinnovati. Alla luce del sold out attuale, l'Inter ha fatto sapere che è aperta per la prima volta nella storia nerazzurra una lista d'attesa per il campionato 2020-2021, a favore di tutti i tifosi non abbonati che vogliono assicurarsi da subito una priorità per il prossimo abbonamento. Si sa, a volte la volontà dei calciatori fa a pugni con le esigenze societarie. È il caso di Gigio Donnarumma, portierone del Milan, che dopo tanti anni fra settore giovanile e prima squadra del Diavolo, ora potrebbe lasciare l'Italia. Lui non vorrebbe, ma la sua cessione garantirebbe ai rossoneri un sacco di milioni su cui fare affidamento per alleggerire le cifre del bilancio. Su di lui non è una novità, c'è il Paris Saint-Germain. Oltre Alpe sono pronti a mettere sul piatto 50 milioni di euro per averlo, non tutti cash ma con l'inserimento nell'operazione di una contropartita. A Milano arriverebbe infatti il portiere Areola, valutato 30 milioni dai parigini, ai quali se ne aggiungerebbero altri 20 per completare il quadro. Il desiderio di Donnarumma sarebbe quello di restare a Milano, ma come dicevamo, a volte la volontà dei diretti interessati fa letteralmente a pugni con i bisogni del club. L'estremo difensore è un prodotto del vivaio di Milanello e di conseguenza la sua cessione sarebbe tutta plusvalenza. La scelta della Roma di annullare il ritiro a Pinzolo non solo non è piaciuta al sindaco del comune trentino, che ha parlato di offesa al territorio, anche diversi giocatori della rosa giallorossa hanno mostrato malcontento, seppur per motivi diversi. I più insoddisfatti sono i calciatori sudamericani, che se fossero stati avvertiti per tempo del cambio di programma avrebbero potuto prolungare le loro vacanze oltreoceano. Sulla scelta definitiva ha certamente pesato anche il parere dell'allenatore Fonseca, che non era contento di partire subito per la montagna con una rosa così incompleta. La nuova data del raduno potrebbe essere il 5 luglio.